Quando vuoi. Allora, io ho fatto di tutto per approvare questa legge sulla previdenza integrativa, finalmente la legge è stata approvata, siamo partiti, c'è estremo bisogno di previdenza integrativa in Veneto perché con il sistema contributivo le pensioni saranno dimezzate. È chiaro che la Regione Veneto deve avere un ruolo di informazione sul territorio per far capire a tutti i cittadini questa necessità. Oggi è partito con Welfare Day, una grande iniziativa, una grande mobilitazione che ha coinvolto le associazioni di categoria, i sindacati, ma anche i grandi operatori nazionali, Unipol, Unicredit, Intesa San Paolo, eccetera. Ci sono grandi operatori sul welfare aziendale, quindi tutto il territorio veneto si è mobilitato e questo è l'inizio di un percorso che deve portare a risultati concreti in termini di adesione alla previdenza integrativa. Dobbiamo creare una rete che coinvolga tutti gli operatori per fare in modo che in Veneto non venga lasciato indietro nessuno, che vengano date le risposte alle esigenze sempre più importanti rispetto a questo settore, visto che l'intervento dello Stato è sempre più latitante, sta venendo sempre meno. Bisogna che i privati, i corpi intermedi, facciano rete tra di loro, coordinati dalla Regione Veneto, e che si cominci a operare in senso concreto per dare servizi e risposte al territorio anche rispetto a queste due cose che sono da una parte la previdenza integrativa e dall'altra il welfare integrato.